Ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata del giovedì, come al solito in versione on demand, seguendoci sulla pagina Facebook di Penalty oppure sul canale YouTube della nostra trasmissione Penalty Programma Sportivo. Partiamo come al solito puntando i riflettori sui 4 gironi del campionato di promozione e partiamo con il girone A. Fischietto a bocca e si comincia, è cominciata la partita tra Petrosino e Camarat, subito il Camarat in possesso della sfera. Allora c'è un lancio lungo, attenzione, c'è possibilità per il Camarat. Siragusa cerca di chiudere lo specchio, c'è un tiro però rasoterra facile per Rustico. Davide Quinci spazza verso Rosella, attenzione, rischio, attenzione, errore di Schifano. Rosella, il tiro, rete incredibile al tredicesimo del primo tempo. C'è il cross basso, attenzione, il tiro e pareggio del Camarat con Curabba. Pisciotta direttamente in porta, Schifano e poi Rosella, rete, Angelo, Rosella. Agate in avanti verso Rosella stoppa il pallone, Rosella verso Impeduia, il tiro, Piernicola, Impeduia al 24esimo del primo tempo, gol anche di Impeduia, 3-1 per il Petrosino. Calcio di punizione in favore del Camarat, battuta in questo momento direttamente in porta, rete incredibile del Camarat, 3-2. Ancora Giargiu, trova York, cross deviato, attenzione, c'è pericolo nell'area del Camarat, Pisciotta, il tiro, non trova lo specchio della porta, Pisciotta, grande occasione ancora per il Petrosino. Impeduia, vediamo, trova York, vediamo ancora York, può calciare, lo fa! Non trova lo specchio della porta Kawi York. Candela contro York. Vediamo. Candela. 1-2. Ancora Candela, il tiro deviato. Rustico. Battuta Giargiu. Attenzione, c'è Muratore. C'è un intervento di Pegna. Poi ancora Muratore. Attenzione. Vaccaro. Rustico. Calcio di rigore per il Camarat. Vaccaro contro Rustico, quando siamo al 49esimo. Vaccaro, rete, 3-3 il nuovo risultato al 49esimo del secondo tempo, ha segnato Vaccaro. Batte Pisciotta, finisce la partita 3-3 con tantissime però discussioni. Risultato dubbio da Matteo Licata, dal comunale di Petrosino, un cordiale saluto a tutti. Adesso è il momento di parlare del girone B del campionato di promozione, come al solito risultati e classifica e soprattutto le immagini.
Prova di carattere del Pro Falcone che allo Stefano Salmeri ferma la corsa della capolista Geraci, che dopo 5 vittorie di fila conosce il primo pareggio del campionato. Un punto importante per i giallorossi contro una corazzata del torneo. Il signor Alagni è subito protagonista al terzo minuto quando, su indicazioni del secondo assistente Vinciguerra, annulla il centravanti ospite marrone la rete del vantaggio per posizione di fuorigioco. Poi il Pro Falcone inizia a spingere sfiorando per 2 volte la marcatura, prima con Cariolo che però tira centralmente sul portiere e poi con Carini che di testa trova un super demiere a negargli la gioia del vantaggio che i giallorossi trovano però al minuto 14 quando Danna pennella per la testa di Mendolia, che da pochi passi non sbaglia l'1-0 per i suoi e che gli vale come primo centro in campionato. Il Geraci non ci sta e risponde subito dopo con Marrone, che al 23esimo trova la parata facile di Benfatta, e Serio al 29esimo, il cui piazzato è prontamente disinnescato in angolo dal portiere giallorosso. Al 32esimo locali che reclamano il calcio di rigore per l'intervento in area di Pecoraro su Imbesi, ma il fischietto palermitano lascia giocare. Insiste il Pro Falcone. Al 38esimo la botta di Danna non centra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non trova nemmeno Gonzales, che sfiora il palo alla sinistra di Benfatta. Nella ripresa però il Geraci entra in campo deciso a rimettere la gara in equilibrio e in apertura prima Maisano si immola sulla botta di Serio e poi Benfatta è strepitoso sulla conclusione successiva di Villar. L'estremo falconese dice di no anche al tentativo ravvicinato di Marrone con D'Agostino che poi spara sul fondo. Gli sforzi dei madoniti vengono comunque premiati al minuto 64 quando Marrone riprende la respinta di Benfatta e di testa mette alle sue spalle, facendo così Pro Falcone 1, Geraci 1, e per il bomber ospite si tratta dell'8° sigillo in campionato. Poi al minuto 68 contatto in area ospite tra il portiere del Geraci Demiere e Danna del Pro Falcone, con l'estremo madonita che cade a terra e da qui si accende un parapiglia generale che porta poi il calciatore del Geraci Valora all'espulsione, reo di colpire con un pugno lo stesso Danna, e con gli ospiti quindi costretti a giocare in 10 uomini. Prova subito ad approfittarne la squadra giallorossa. Al 77esimo il destro volante di Carini si perde di poco, alto sulla traversa. Lo stesso Carini al 90esimo viene toccato in aria da Conatè, ma il signor Alagna dice di no, scatenando le vibranti proteste dei locali. A farne le spese il tecnico falconese Peppe Alizzi, espulso dal fischietto palermitano. Due squadre che devono risollevare la testa dopo l'ultima sconfitta che è stata per entrambe contro il Geraci di Mirto al Comunale di Villarosa per la 7ª giornata del girone B di promozione, e Villarosa Aspra, squadra biancazzurra oggi in maglia rossa. Mentre attenzione alla palla avanti, il pallonetto, attenzione che per poco non segnava Cordaro. Ancora il Villarosa con Bangura, illusione del gol al 15esimo. Cordaro a cercare Vicari, posizione regolare, può giocare il 17, fa sportellate con l'avversario, Vicari va dentro! È incredibile il gol di Vicari! 1-0 Villarosa al 54esimo, cambia il parziale, inaspettatamente, era un cross, è diventato un tiro, 1-0 Villarosa! Lontano ci sono Bangura, Cordaro va invece da Mussa, che allarga il gioco per Bangura, la può mettere giù, c'è il tempo, lo spazio, salta bene l'avversario Bangura, può metterla dentro, fa partire il cross! E arriva il gol, sempre Vicari, 2-0! Solo doppiette si fanno qui per il Villarosa, dopo Cimino contro il Mistretta è il turno di Vicari. Ferrara spazza via, dove c'è Pirrotta, che allarga, però ci dà dentro a saltare. Attenzione, conclusione sul secondo palo, palla che termina fuori. Adesso è finita, torna a vincere il Villarosa dopo 3 sconfitte, è 2-0 contro l'Aspra al Comunale, decisiva la doppietta di Vicari. Beh, devo dire che oggi i ragazzi li ho visto che erano affamati dopo 3 risultati consecutivi che ci avevano visto per un motivo o per un altro un po' perdere terreno. Oggi avevano proprio voglia di riscatto, sembrava a tutti gli effetti
una squadra diversa. Se dovessi scegliere il migliore in campo avrei difficoltà perché tutti e 11 hanno dato il meglio di se stessi. Poi la cosa più bella di oggi è che finalmente siamo riusciti a sbloccarci facendo dei gol su azione, cosa che ultimamente avevamo avuto difficoltà. Arriviamo, costruiamo, creiamo tante occasioni ma poi non trasformavamo, quindi che dire, tutto bene. Oggi ci meritiamo un applauso. E i difensori, sì, oggi abbiamo giocato con la difesa a 3 e a tratti diventavamo a 4, ma concentrazione massima, siamo riusciti anche a gestire momenti di tensione senza reagire, anche subendo qualche fallo pesante, ma è questo, se bisogna portare a termine la partita bisogna essere concentrati fino al fischio finale, perché a volte magari capita che tra il passaggio tra il primo e il secondo tempo a volte è devastante a livello psicologico. Invece sono rientrati più affamati di prima, più concentrati di prima e siamo arrivati fino alla fine. Allora, è stata una partita tosta, dopo la sconfitta brutta che abbiamo subito col Genoa ci serviva una reazione di squadra e c'è stata. Sono felicissimo per essermi sbloccato perché ho vissuto un periodo difficile tra infortuni l'anno scorso, che sono stato fermo, il Covid. Sono felice, ma ringrazio ovviamente i compagni per tutto, senza di loro non sei riuscito a sbloccarmi. E ci siamo alternati perché comunque là davanti siamo tutti validi, il mister ha questa fortuna di poter cambiare, ovviamente cercare un po' di continuità fa bene a un attaccante, ma ovviamente lì siamo 4 e il mister ha questa fortuna di cambiare, decide il mister ovviamente. Sì, la sosta forse stavamo per rientrare, però ovviamente il campionato si ferma, accettiamo ora mercoledì, siamo in Coppa, cercheremo di ribaltare il risultato dell'andata e si vedrà. Girone C adesso del campionato di promozione, anche per questo girone i risultati, la classifica e soprattutto tantissime immagini. Pareggio e rimonta per la Promende che allo Scirea ferma l'Ostica Valdinisi e mantiene le 2 lunghezze di svantaggio proprio dagli ospiti. Prima del fischio d'inizio, ricordato con un minuto di raccoglimento il padre del preparatore atletico dei padroni di casa, il prof La Spada, scomparso nei giorni scorsi. Parte forte la Promende che al primo vero affondo passa quando al minuto 10 Pagano dalla sinistra mette in mezzo per Aloe che da 2 passi non sbaglia, il vantaggio per i suoi e il suo terzo sigillo in campionato, il secondo consecutivo dopo quello di Calatabbiano. La Valdinisi tenta subito di rimetterla in parità e un minuto dopo il colpo di testa di Mazzullo non c'entra lo specchio della porta. Sul ribaltamento di fronte è invece la Promende che prova a colpire, ma prima Rasà di testa conclude centralmente sul portiere, il servizio di giunta e poi il cross di Longo dalla sinistra per Aloe, salvato in angolo da Erasimenko. Nel finale di frazione però torna a spingere la Valdinisi e dopo un rigore invocato al 39esimo per un presunto mani in aria, i biancorossi acciuffano il pareggio 2 minuti dopo
dopo, quando Auliera col destro gira alle spalle di Rarosa il pallone dell'1-1 e che gli vale come primo sigillo in campionato. Nella ripresa Promende nuovamente all'attacco e subito minacciosa con Longo, il cui destro costringe Simoni a rifugiarsi in angolo, ma al minuto 54 la Valdinisi la ribalta ancora con Auliera, che da 0 metri deve solo spingere in porta l'ottimo servizio di De Marco, firmando così la sua doppietta personale. Ci crede la squadra di Frazzica, che 3 minuti dopo la potrebbe chiudere, ma il tentativo di Cicala trova un super Michalizzi che salva il risultato anche con l'aiuto della traversa. Nell'occasione espulso il tecnico ospite Roberto Frazzica per eccessive proteste e quindi costretto a seguire i suoi fuori dal rettangolo di gioco. Insiste comunque la Valdinisi. Al 60esimo la conclusione dal limite di De Marco costringe la rosa alla parata in angolo. Partita che si accende al minuto 68, il pareggio per la Promende sembra cosa fatta, ma il destro ravvicinato di Rasà è prontamente disinnescato da Simoni. Lo stesso Rasà 2 minuti dopo però viene espulso dal signor Fragalà per eccessive proteste, con i giallorossi costretti a giocare in 10 uomini. Tenta di approfittarne subito la Valdinisi, che prima si vede annullato il gol di Cicala al minuto 74 per una presunta posizione di fuorigioco al momento del tiro di Ginagò, e poi dagli sviluppi di angolo la botta di Cicala è murata da Genovese. Al minuto 77 la Promende vorrebbe il calcio di rigore per un presunto mani di Ginagò, sul quale il fischietto di Acireale lascia giocare, e sul ribaltamento di fronte gli ospiti costruiscono i presupposti per mettere a segno la terza marcatura, ma un super intervento in scivolata di Di Stefano nega a Auliera la gioia del gol. Nel finale poi assalto disperato dei giallorossi, che per 2 volte vanno vicinissimi al pareggio, con Longo e Aloe che vengono fermati da 2 decisive parate di Simoni. Poi al minuto 87 si fa male il difensore di casa Di Stefano dopo un contrasto con Goffredo Gartey, gara che viene sospesa per 5 minuti e alla fine il calciatore lucese deve lasciare il campo in ambulanza. Nonostante ciò, al minuto 94 la Promende acciuffa il pareggio quando il direttore di gara concede ai locali la massima punizione per un fallo su Cipriano, con lo stesso numero 20 che dagli 11 metri però si fa respingere il tiro da Simoni, ma sulla ribattuta Rotella è più lesto di tutti a mettere in rete il pallone che vale il 2-2 e il suo primo sigillo in campionato. Infine, nell'ultimo dei 10 minuti di recupero concessi dal fischietto acese, la Valdinisi reclama un penalty su prezioso Gartey, ma il signor Fragalà dice di no. Per la Promende il primo pari casalingo, giallorossi che salgono in classifica a quota 9 punti e si portano a ridosso della zona playoff, mentre per la Valdinisi si tratta del secondo pari esterno del campionato, biancorossi che conquistano l'11° punto e si confermano momentaneamente in quinta posizione. RSC riposto ancora in battuta in campionato, col turno di riposo già alle spalle, pronta a riscalare la classifica verso gli equilibratissimi piani alti. I giallorossi di Giammoro provano a non farsi schiacciare, creano qualche apprensione, ma i biancazzurri crescono col passare dei minuti e al minuto 8 la prima avvisaglia di quel che accadrà a breve. Corner di Leotta. Salemi a botta sicura si imbatte con Tornitore nella mischia, ricomincia proprio il centravanti che, travolto dalla polvere della bollente domenica ripossese, in 2 battute se la conquista poco prima delle linee di fondo, inizia ad affilare l'intesa col gebello del gol. Leotta la solleva troppo rispetto alla porta e calcia alto al termine del cross. Il VDM non sta a guardare e risponde sull'asse Trimboli-Sturniolo, che non fa male a Cisterna ma è pur sempre un pericolo da tenere in conto. Al 21 Platania in 2 tempi sfonda quasi al limite, Bonaventura prolunga per Enzo Tornitore che centra la diagonale, fa 1-0 per la Russo Sebastiano. Tornitore di nuovo in gol, non accadeva dal 17 settembre dalla doppietta nell'1-5 sull'Atletico Messina. 4º gol in stagione e azione lineare da prova di forza finalizzata per un vantaggio che chiarisce sempre più i contorni della contesa e che esalta la gioventù biancazzurra in fuga. Costruisce Salemi, Bonaventura sale con Platania, un tiro
Piero Cross che va a timbrare la traversa, un raddoppio lambito e nella cui trattativa in corso tra un 2002 e un 2004 vuole inserirsi anche un 2003. Fiorenzo Papa, discesa energica da destra, chiusura dialogo con Tornitore, solo la schiena di un ospite salva il VDM dal KO certo e dalla consapevolezza di non voler passare per vittima predestinata in largo anticipo. Così Mangano e Sturniolo provano ad accelerare i tempi e rompere il monologo avversario. Palla al lato e qualche brivido di troppo che si trasforma in emozione al minuto 42 quando Messina la alza su Papa vicino all'out laterale. Nicotra libera Leotta a destra. La discesa e l'assist in mezzo all'area sono preda dello sfortunato Aricò che in scivolata centra la porta sbagliata e la RSC fa bingo a 3 dall'intervallo proprio in un ottimo momento per evitare di scendere in campo nella ripresa con la giusta dose di rischi. Ci mette dunque la firma Mattia Leotta senza dimenticare la straordinaria giocata di Davide Nicotra. 2-0 all'intervallo. Cambio campo e si parte subito con la velocità di Platini e Tornitore. Leotta sul più bello se la allunga e la perde per poi essere travolto da Arizzi all'ingresso dell'area. L'arbitro Guastella di Ragusa lascia proseguire. Fine partita al minuto 20 per Platania e Bonaventura dentro Condorelli e Proietto. Primo doppio cambio firmato Eugenio Seminara e tripla seria serissima chance per il Valle del Mela che con Scattareggia fallisce il gol del 2-1 calciando a fil di palo. Quindi Cisterna si guadagna gli applausi di tutto il Luigi Averna e non saranno i soli da qui alla fine, fermando il destro potente di Trimboli indirizzato sotto la traversa. Infine, ultimo ma non ultimo rischio, Scattareggia, Giordano e Sturniolo forzano la muraglia ripostese senza riuscirci, chiamando all'attenzione Pappalardo e Salemi che tamponano con perfetta scelta di tempo l'irrompente Trimboli quando il cronometro segna quasi la mezz'ora. Si cambia in attacco per la RSC, fuori Leotta, dentro Cartellone che subito va in fuga nelle praterie, ricevendo da Tornitore e rispedendo al mittente un pallone per Papa che dal limite conclude alto. Ancora opportunità per triplicare, stavolta in costruzione Messina per Tornitore che ci prova 2 volte su una scibilia provvidenziale, poi altro pallone che finisce alto e il 3-0 rimane solo nei progetti della RSC. Al pari di un'azione tutta orizzontale basata da sinistra a firma di Papa, destro secco nello spazio e lambito il montante ancora una volta da Tornitore. Intanto una lieta notizia allo scoccare del 40, Alfio Bisicchia di nuovo in campo e finalmente recuperato il difensore biancazzurro fuori Messina. Tornitore vuole il gol di giornata e ci riesce in parte al minuto 87 quando entra in aria e costringe al fallo nettissimo Spadaro. Penalty, calcio di rigore, ancora chance per triplicare sui piedi di Cartellone che però va debole su Scibilia e il risultato continua a non schiodarsi. Analogamente a quanto succede 3 minuti più tardi e quindi al 90 ma nell'altra porta, l'arbitro Guastella in maniera sin troppo generosa punisce questa carezza di Proietto a Sciliberto. Almeno così pare a occhio nudo, ma a tutti gli effetti è un tunnel con tanto di impatto sul pallone. Penalty giallo-rosso, Giordano va con tutta sicurezza e l'esecuzione è precisa ma ancor più impeccabile e autoritario. È Antonio Cisterna che vola nella zona medio-bassa pressi palo e mantiene porta inviolata, incassando la seconda ovazione di giornata e indirizzando la RSC verso il ritorno alla vittoria. Intanto nell'extra time c'è tempo per vedere il cambio Tornitore-Napoli e una opportunità di Cartellone che non riesce a bucare quando comunque si inizia a festeggiare questa vittoria interna. Poi sabato a Barcellona, viaggio nella tana della sorprendente Nuova Azzurra che oggi ha vinto proprio a Sant'Alessio e col classico colpo di coda si è tirata fuori dal pantano della zona retrocessione. Concludiamo adesso con il campionato di promozione. È la volta di conoscere i risultati e la classifica del girone D.
appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Abbiamo dunque concluso il quadro riguardante il campionato di promozione, arriva puntuale adesso il rullo con i risultati e le classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria.
gara che i padroni di casa provano subito a sbloccare, ma prima la traversa e poi Mangione negano a Di Bella e Pugliafito la gioia del gol. Insiste la formazione di Caragliano che va al tiro anche con Pugliafito, che però non trova lo specchio della porta. Bersaglio che al 27esimo centra invece la Sfarandina quando Mangione direttamente su calcio piazzato batte Foti, complici anche una deviazione, portando di fatto in vantaggio i biancorossi. E per l'ex San Fratello si tratta del primo sigillo in campionato. L'Aquila reagisce subito e dopo un calcio di rigore invocato su Di Bella, l'11 di Caragliano acciuffa il pareggio prima dell'intervallo con Pergolizzi che di testa mette in rete l'angolo di Alosi, ristabilendo la parità e firmando così il suo primo gol stagionale. Nella ripresa Sfarandina che vorrebbe il rosso diretto proprio per lo stesso Pergolizzi che ferma Marino lanciato a rete, ma il direttore di gara giudica tutto regolare. Così al minuto 78 l'Aquila passa in vantaggio con Rotella che gira in porta il corner di Mastroieni per il 2-1 bafiese, mentre per Rotella è la terza rete in campionato. Aquila che chiude i conti al minuto 84 quando Mastroieni col sinistro non lascia scampo al portiere, fissando il punteggio sul 3-1 e per il bomber di casa è invece la quarta marcatura stagionale. L'Aquila sale in classifica quota 12 punti e si conferma sul terzo gradino del podio, mentre la Sfarandina rimane al penultimo posto con 3. Nel rinnovato tappeto in sintetico del Ducezio di Galati, Mamertino va in scena la quinta giornata del campionato di prima categoria siciliana per il girone D1 Torregrotta, reduce dalla sconfitta nel derby per 3-0 contro il Monforte. Dirige l'incontro il signor Angelo Varchi della sezione di Palermo quando fanno il loro ingresso in campo le due formazioni in un clima festante grazie anche alle 4 vittorie consecutive del Città di Galati che si presenta con una maglia bianca con inserti blu, pantaloncini rossi e calzoncini gialli. Solito consueto completo rosso-blu invece per il Torregrotta. Passiamo al fin di questa sfida che si apre dopo 4 giri di lancetto con la rimessa laterale per Campisi che mette dentro per serio, deve solo depositare in rete. Inizio in discesa per il Città di Galati che è già in vantaggio dopo 4 minuti, prova a reagire il Torregrotta con il colpo di testa di La Rosa, facile preda da parte di De Francesco. Al 18esimo arriva il raddoppio dal lancio di Virisenda, il colpo di testa di La Rosa mette fuori gioco il compagno di squadra Manganaro. Vicario con un bel lob batte Maceri 2-0. Prosegue la festa dei padroni di casa al Ducezio di Galati. In Mamertino non ci sta la compagine di mister Aragona che prova a bussare poco dopo la mezz'ora errante, va al tiro. Interessante la sua rasoiata, facile preda da parte di De Francesco, forse un eccesso di egoismo, c'era tutto solo Isgro. Al 44esimo stacca ancora la spina del Torregrotta, imbucata di serio per Vicario che salta Maceri 3-0 e notte fonda per la compagine Torrese sotto di 3 reti in casa della prima in classifica. Segue solo il duplice fischio del fischietto palermitano, prova a farsi sentire dai suoi al termine della prima frazione di gioco mister Aragona. Fuori Lopresti, La Rosa ed Errante al loro posto fanno ingresso in campo Leone, La Spada ed Arnaud. Non cambierà però l'inerzia di questa sfida. Al 48esimo Campisi per Frisenda, il quale ingaggia questo duello, poi allarga per Vicario, tentativo col destro che scheggia l'incrocio dei pali. Al 50esimo arriva anche il poker, 1-2 tra Venuto e Serio. La palla resta in area per Campisi che si ritrova lì il pallone proprio sul dischetto, deve solo depositarlo in rete. 4-0 al Ducezio di Galati. Mamertino fuori anche Ciccio Sgro, al suo posto dentro Simone Abate. Sfortunato mister Aragona che deve sprecare un cambio, si fa male Leone, al suo posto entra Gulli. Appena 17 minuti per Leone, un minuto più tardi subito il neoentrato Abate che calcia questa volta sui piedi di De Francesco. Torregrotta che rientra in campo sicuramente con un altro piglio e prova a rendersi pericolosa ancora con La Spada che difende palla, mette dietro per Marchese, si sposta la sfera sul destro, lascia andare, colpisce un legno clamoroso alla sinistra di De Francesco. Arriva però anche la manita al minuto 68, colpo di testa per Frisenda che batte Maceri 5-0. Pesantissimo risultato per la compagine rosso-blu che non si perde d'animo. Al minuto 70 con La Spada ci riprova, va al tiro il subentrato destro e però sorvola la trasversale della porta del Città di Galati. La
rete della bandiera arriva al 73esimo a spingere avanti l'offensiva, addirittura Capitan Visalli che duetta con Abate, chiude col piattone e sigla la marcatura del 5-1. 4 minuti più tardi prova a rientrare in partita anche con un pimpante Gulli che sguscia via sull'auto mancino, serve Abate a rimorchio per Marchese. Palla che carambola sulla trasversale e poi sulla linea, indica però in maniera convinta il cerchio del centrocampo il direttore di gara, anche se resta più di qualche dubbio dal nostro rallenti. 84esimo, ancora Torregrotta, dalla touche di Visalli, Abate riesce a servire la spada, destro che batte ancora una volta De Francesco per il tennistico 5-3. Segue solo un parapiglia nel finale dove verranno espulsi Manganaro per il Torregrotta e Virgilio per il Città di Galati. Non accade più nulla al Ducezio di Galati Mamertino, vince la capolista, lo fa per 5-3. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Sembra essersi sbloccata del tutto la nuova rinascita Patti, che passa anche al De Pasquale di Rodi Milici, centrando così la seconda vittoria di fila in campionato. Ci provano subito gli ospiti con Fagone che al 13° dalla distanza costringe Accetta a rifugiarsi in angolo, e proprio dagli sviluppi di un corner battuto dallo stesso Fagone al minuto 37 arriva il vantaggio dei pattesi, firmato da Jaité, che di testa mette alle spalle del portiere, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Jaité si tratta della prima rete in campionato, con il numero 4 che poi va ad abbracciare il tecnico Massimo Spinella. Il Rodi Milici tenta la risposta, ma il tiro di Puglisi è bloccato senza affanno da Calabrese. Nella ripresa torna a spingere la nuova rinascita, che in apertura si rende minacciosa con la botta di Accetta, bloccata in tuffo dal portiere rodiese. Poi sono i locali per 2 volte a cercare la via del pareggio, ma le conclusioni di Celi al minuto 49 e al 52esimo non inquadrano lo specchio della porta. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte centrano invece i bianconeri, quando al minuto 55 Accetta, con un preciso destro dal limite, batte l'estremo rosso-blu, facendo così Rodi Milici 0, nuova rinascita Patti 2 e gol numero 1 in campionato per l'attaccante bianconero. Spinge la squadra di Spinella, che al 61esimo la potrebbe chiudere del tutto, ma Siracusano da 0 metri spara incredibilmente sul fondo. Insistono i pattesi, che tornano a bussare alla porta di Accetta, prima con Adamo, il cui diagonale prontamente deviato in angolo dal portiere, poi con Siracusano, il cui sinistro trova il decisivo salvataggio di Aliberti, e infine con Spinella, che di testa da 2 passi manda alto sulla traversa. Nonostante ciò il Rodi Milici prova ad abbozzare la reazione dopo la conclusione di Calarco, che si spegne alla sinistra di Calabrese. I rossoblù conquistano un calcio di rigore al 93esimo per il fallo di Jaité su Motta, ma dagli 11 metri il destro di Puglisi non sortisce l'effetto sperato. La nuova rinascita Patti sale in classifica a quota 6 punti ed aggancia proprio il Rodi Milici in 7ª posizione, che incassa invece la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Bafia contro l'Aquila. Saluti fra le 2 formazioni e poi si può cominciare. Batte in realtà la Brancato, controlla, allarga il gioco nella zona di Scivolone che si defila, controlla col destro, poi supera per un avversario, l'incursione di Scivolone che calcia col destro e trova la respinta di Calabretta che si rifugia in corner.
Calcio d'angolo Realitala, servito Acquaviva che prova addirittura la conclusione, fermato da Legno. Sta spingendo tanto il Realitala. Ancora Brancato ad impostare, sempre per Scivolone che calcia direttamente in porta. Risposta ancora di Calabretta. Possesso per gli ospiti. C'è la sponda di Scandura per Bajai che controlla, si libera di Bonamonte, cerca spazi il 17, vince il duello con D'Angelo, poi calcia in porta, ma trova la parata di Grimaldi che si salva in corner. Rimessa laterale per il Realitala, Bonfiglio su Geraci, ancora da Bonfiglio, il tacco del 9, nuovamente per il 7 che vuole il traversone, deviazione, poi aggancia Acquaviva che prova il tiro, vicino al gol del vantaggio. Punizione Realitala, è pronto ad andare Brancato che vuole il tiro in porta. Finisce di pochissimo fuori la botta del numero 6. Altro calcio piazzato, stavolta affidato a Bonamonte che vuole il tocco morbido in aria. D'Angelo la manda alta sopra la traversa. Quanto spinge il Realitala. Brancato sempre in fase di impostazione, c'è il colpo di testa del riposto nella zona di Bonamonte, ma arriva il doppio fischio di Parisi, finisce 0-0 il primo tempo fra Realitala e riposto. Punizione Realitala affidata a Bonfiglio che vuole il cross in area di rigore, libera il riposto, arriva Bonamonte a rimorchio, respinge Calabretta, poi sulla respinta arriva Scivolone che non riesce a concretizzare. Rimessa laterale per il riposto, aggancia Bajai che però è pressato da diversi avversari, ancora Bajai, pallone orizzontale, buono per Leonardi che ci prova col destro. Porta palla a Brancato che supera un avversario, progressione centrale del 6 che gioca corto per De Tommasi, ancora De Tommasi, c'è lo scarico su Trimarchi che punta l'avversario, ancora Trimarchi, occasione che sfuma per il Realitala, ci ha provato il 19. Brancato, suggerimento per Bonamonte che però non ha spazi utili, ritorna dal 6, poi il pallone a cercare Geraci che vuole il corridoio per Acquaviva, ancora Acquaviva pressato, pallone rimesso in mezzo dove c'è De Tommasi, poi calcia Bonfiglio, fermato dalla traversa. Calabretta va al rinvio, c'è lo stacco di Geraci che fa ripartire il Realitala. Rasconà trova fra le linee Bonamonte, ancora Bonamonte col destro e di nuovo Calabretta a salvare il risultato. Prova l'ultimo assalto il Realitala, pallone giocato sulla destra ma arriva il triplice fischio di Parisi. Finisce 0-0 fra Realitala e riposto. Padroni di casa che si sono resi davvero pericolosissimi nel corso della partita. Nel prossimo turno il Realitala se la vedrà con il Real Gazi nell'incontro valido per la 6ª giornata del campionato di prima categoria. Si gioca per la 5ª giornata nel campionato di prima categoria messinese. Nel girone E il Caggi, forte di 3 vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornate, affronta il Città di Belpasso, ultimo turno che ha visto la prima X in stagione della formazione di Mister Camarda. 0-0 a Villafranca. È stata sconfitta invece per il Belpasso di Domenico Ferruccio, 3-0 contro il Città di Lingua Glossa. Le scelte del Caggi con Montesanti in porta, poi 4-4-2, Riccina, Costanzo, Donato e Pafumi sulla linea difensiva. In mediana giocano Cipolla, Mannino, Ingino e Cannata. In avanti la coppia gol Franco Varrica. Arbitra la partita il signor Francesco Giovanni Lopresti della sezione di Acireale. Tutto pronto al Valentino Mazzola e grazie alle immagini di cura di Francesco Morabito ci lanciamo nel film del primo tempo. Dopo 15 minuti la prima chance offensiva è un calcio di punizione che però finisce fuori dopo il tentativo al volo da parte di Vittorio. Al 23esimo invece il Caggi bussa alla porta avversaria, lo fa con Varrica che fa tutto da solo, decide per il mancino, in qualche modo Genovese riesce a disinnescare. Al 28esimo ancora una volta la formazione di Mister Camarda in zona offensiva, arriva infatti alla conclusione Franco, lo fa dalla distanza, poi Varrica, di fatto è un assist quello di Franco, non riesce a trovare lo specchio. Al 30esimo dall'altra parte ci prova il Belpasso con Lupo per Sciacca che va di controbalzo, pallone che potrebbe ingannare Montesanti ma finisce fuori dallo specchio. Al 35esimo la formazione di Mister Domenico Ferruccio sblocca il risultato con Vittorio che calcia dalla distanza,
distanza. Montesanti ingannato e 0-1 del Belpasso, e in questa stagione è una novità, il Caggi passa in svantaggio al 38esimo, ancora Vittorio va di potenza dalla distanza, alto sopra la traversa. Al 41esimo c'è una rimessa laterale da parte di Riccina per Varrica in area di rigore, il mancino anche in questo caso leggermente alto sopra la traversa. 45esimo, ultima chance con Riccina, la rimessa è lunga, la gittata arriva poi sul secondo palo dove Varrica prova a coordinarsi per un bel destro che però Genovese riesce a sventare in calcio d'angolo. È così che si chiude il primo tempo al Valentino Mazzola di Gaggi. Conduce il Belpasso, il gol al 35esimo, quello che fin qui decide è quello di Vittorio. Partiamo col film della ripresa, vediamo se arriva la reazione della formazione di Mister Camarda. Al 46esimo però chi attacca ancora una volta il Belpasso con Lupo che guadagna la sfera, c'è lo scambio con Sciacca, ancora Lupo con il mancino, non riesce a trovare il gol del 2-0, trema il Caggi ma è come se fosse una sveglia. Al 50esimo lancio lungo per Riccina, il pallone viene calciato praticamente con un tiro cross, di fatto è un assist per Varrica e il gol dell'1-1. Il Caggi l'ha pareggiata e nemmeno a dirlo, ha segnato il bomber Cristian Varrica su assist di Riccina, 1-1. E al 55esimo Cipolla lancia Varrica ancora a sinistra, ha il tempo di stopparla, il numero 9 prova a rientrare, riesce a farlo Varrica, 2-1 in 5 minuti, la ribaltata. Il Caggi è avanti dopo il peggior primo tempo della stagione, che ricordiamo si era chiuso col vantaggio del Belpasso. Adesso è 2-1 per i ragazzi di Mister Camarda, calcio di punizione da parte di Riccina, bella l'idea e per poco non ci scappa il tris. 63esimo, pallone che arriva perfetto invece in area di rigore per la testa di Sciacca che non inquadra la porta e sfiora soltanto il gol del pari. Esce Pafumi, entra Vaccaro. Al 70esimo Riccina sbaglia lo stop, questo favorisce Sciacca che va al tentativo, gran giocata, traversa del Belpasso, partita con più di qualche difficoltà per l'attuale capolista del girone E di prima categoria. È il momento di Dallura. Al 72esimo passano 3 minuti e proprio il neo entrato ci mette la firma, quella del 3-1, quella che presumibilmente chiude la partita e che porta ancora 3 punti sul cammino del Caggi di Mister Camarda. 77esimo, punizione del Belpasso, costretto a volare così Montesanti che riscatta sicuramente con questo intervento l'errore sul gol del vantaggio ospite. 78esimo, esce Varrica ovviamente tra gli applausi, autore di una doppietta, entra lo Iagono. All'80esimo il Caggi chiude i giochi e lo fa con Franco che piazza il destro così e batte Genovese che guarda il pallone insaccarsi inesorabilmente in porta, cala il poker. Allora la formazione gaggese all'81esimo escono Franco e Cannata, entrano Iervolino e Spadaro. Minuto 88, arriverebbe anche la quinta rete per il Caggi con Cipolla che si ritrova così il pallone a tu per tu col portiere, non sbaglia ma è tutto fermo per giusta posizione di fuorigioco segnalata dal direttore di gara. Al 90esimo Lupo alza il gomito su Dallura e si becca il rosso diretto, chiude anche in 10 uomini la formazione di Mister Ferruccio, ma non c'è più tempo perché al Valentino Mazzola è già storia ed è la quarta vittoria in 5 partite per il Caggi che liquida 4-1 il Belpasso nel segno di bomber Varrica.
E così abbiamo concluso la puntata on demand di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 15 del Digitale Terrestre ogni mercoledì alle 13, mentre la versione on demand la potete invece seguire attraverso i nostri social, sulla pagina Facebook Penalty e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.